La tragedia all'improvviso. A Rettorgole di Caldogno, in via Ponte Marchese, la tranquilla quotidianità di una giornata come tante nel centro del paese viene spezzata da uno scontro frontale. È l'1:10 del pomeriggio quando un SUV e una moto, per cause in corso d'accertamento, urtano violentemente una contro l'altra. Nell'impatto l'auto si ribalta, travolgendo alcuni segnali stradali prima di terminare sopra il marciapiede dove in quel momento, per fortuna, non stava passando nessuno. Purtroppo il motociclista viene sbalzato sulla strada. Si tratta di un sessantenne di Vicenza che sarebbe morto sul colpo. Viene lanciato l'allarme. Sul posto si precipitano la polizia locale dell'Unione Caldogno Isola, oltre ai medici e gli infermieri del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Due Ville. Per il sessantenne non c'è più nulla da fare. Il conducente dell'auto riporta solo leggere contusioni. Ora toccherà agli agenti della polizia locale ricostruire l'esatta dinamica dell'ultima tragedia della strada.